Sono trascorsi 72 anni dal 27 gennaio 1945, giorno in cui le avanguardie dell'Armata Rossa Sovietica liberarono i prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz, uno delle centinaia di lager creati dai nazisti nell'Europa occupata per portare a termine quella che venne indicata come la soluzione finale, l'eliminazione fisica del popolo ebraico e di tutti coloro che non rientravano nei canoni della razza ariana, zingari, omosessuali, comunisti, criminali comuni, testimoni di Geova. Un giorno scelto dall'ONU per celebrare la giornata della memoria, per non dimenticare quanto accaduto nella civile Europa quando la follia criminale di Adolf Hitler, salito al potere democraticamente in Germania, trasformò l'Europa e il mondo in un mattatoio che provocò nella Seconda Guerra Mondiale 50 milioni di morti, 6 milioni furono gli ebrei vittime dell'Olocausto. Per non dimenticare occorre che le nuove generazioni e gli alunni delle scuole sappiano cosa è successo 80 anni fa, per fare in modo che non accada mai più. Anche a Nuoro si è voluta celebrare la giornata della memoria, lo ha fatto la Biblioteca Assata in collaborazione con la compagnia Sardana Teatro, che ha messo in scena il reading multimediale intitolato Soluzione Finale. Un recital che ha visto come spettatori gli alunni delle scuole medie di Saruli e Oniferi che, accompagnati dagli insegnanti, hanno assistito in religioso silenzio alla performance degli attori coordinati da Sebastiano Mastino, che hanno proposto una serie di testi di sopravvissuti o di persone assassinate nei lager nazisti. Un nome su tutti, Anna Frank, è diventata il simbolo stesso dei bambini vittime della Shoah. Filmati a parole e musiche che hanno inquadrato storicamente la tragedia dell'Olocausto, raccontandone la genesi, dall'avvento al potere di Hitler alla notte degli lunghi coltelli, passando per la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, fino alla decisione di procedere alla soluzione finale. Un appuntamento di alto valore civile, quello promosso dalla Biblioteca Assata e da Sardana Teatro, per non dimenticare e per fare in modo che quanto accaduto al popolo ebraico non accada mai più. Cancelliere e presidente vennero assunti da Adolf Hitler.